Queste sono le mura dell'Arsenale, di fronte c'è la vera basilica di Venezia, cioè San Piero di Castello. Facciata ultra palladiana, ma vedete là ci sono le chiavi del pontificato che non c'entrano con Venezia. Infatti è divertente perché quando il corpo di San Marco arriva, di solito vengono tutti quanti accolte le reliquie dai vescovi. Ma Venezia gli ha fatto un grosso gesto dell'ombrello. Quando arriva la reliquia di San Marco, va direttamente a Palazzo Ducale, dove c'è la cappella del Doge, che è quella che noi oggi chiamiamo Basilica di San Marco, perché la basilica in realtà è San Pietro di Castello. Non a caso lo stesso santo che fonda il papato, San Pietro. Però dove è messa San Pietro? È messa fondamentalmente alla periferia della città, a sottolineare il fatto che Venezia era religiosamente autonoma. E se ti è piaciuto il video, metti like alla pagina, così ne vedrai altri. Ma se vuoi anche la mappa, vai sul nostro sito www.viaggioscoperta.it e prenotati. Quando avremo 1000 prenotazioni, la mappa tornerà online.